are young, we run free, stay up late. Oltre 400 atleti di 9 società hanno animato gli impianti della Padova Nuoto per la 14ª edizione del Trofeo Città del Santo, terzo Memorial Katia Capuani. Un appuntamento importante per rilanciare il nuoto agonistico padovano, ma anche per dare nuove opportunità alle giovani leve del nuoto cittadino. Ad affermarsi è stato il Playing Team Veneto di Gianni Gross, che con 276 punti ha superato il Team Lombardia Nuoto. All'appuntamento degli impianti della Padova Nuoto c'era il presidente del CONI Veneto, Gianfranco Bardelle. Voglio ricordare che qui la grande Novella Caligaris ha fatto dei importanti risultati e ha portato il nuoto a livello internazionale, e così dopo tanti anni vogliamo riprendere questa storia. Certamente il nostro obiettivo dopo questi anni di preparazione è quello di portare i campionati italiani. Credo che il nuoto veneto e Padova in particolare se lo meritano. Certamente la presenza di molti atleti i più importanti squadre italiane ci danno anche la spinta per volere questo importante appuntamento. Noi abbiamo la fortuna nella nostra regione di avere molti impianti sportivi che stanno dando dei grandi risultati in tutti i campi del nuoto, dal nuoto alla pallanuoto, al sincronizzato, in diversi settori, e questo è merito che abbiamo delle piscine a portata di tutti, in ambienti anche turisticamente importanti, e questo può richiamare molto l'attenzione dei giovani a fare questo sport che dà veramente una preparazione motoria molto importante. Un pomeriggio di sole ha accolto la sfida tra esordienti ragazzi per gli assoluti, con la presenza anche di alcuni atleti già nel giro della nazionale come Ilaria Cusinato, Leire Casarì e Francesco Peron, inseriti nella spedizione azzurra ai prossimi campionati europei. Per l'intero pomeriggio le gare hanno ottenuto con il fiato sospeso le singole tifoserie, che hanno assistito anche a alcune prestazioni tecniche di rilievo, come quella di Claudio Fossi dei 100 Rana, con un primo 0,2 e 31, e di Stefania Cartapani nei 100 dorsi con 1,02 e 71, sotto gli occhi di numerose personalità presenti alla Padova Nuoto, tra i quali il neoassessore allo sport del comune di Padova, Cinzia Rampazzo. Oggi assessore allo sport, bell'impegno anche perché ho la delega negli impianti sportivi e per le manifestazioni. Una bella carica perché primo non me l'aspettavo, non mi aspettavo questa chiamata dal sindaco Bitonci, è stato proprio inaspettato. E secondo, dopo tutte le dimostrazioni di affetto e di simpatia, di stima di tutti gli amici che ho avuto, è una carica in più per andare avanti al massimo livello. Questo Trofeo del Santo è molto importante per il nuoto padovano, anche perché è una delle più grosse manifestazioni dell'anno, e aspettando, speriamo, i campionati italiani, di riorganizzare i campionati italiani, che ormai l'anno prossimo sono già 40 anni passati dal 75, dove ho vinto anche un titolo italiano assoluto a 14 anni. Speriamo che il presidente Bardelle, so che ha già chiesto alla federazione di poterli effettuare, speriamo che abbia la possibilità di farlo. Al terzo posto si è piazzata la formazione del USD Hydros di Treviso, che ha preceduto la squadra di casa, ovvero la Padova Nuoto. A premiare i vincitori, sotto la guida attenta del delegato provinciale della FIN Guido Taglia, responsabile della manifestazione, sono stati il presidente del Playing Team Veneto Gianni Gross, il pluriolimpionico Matteo Pelliciari, in veste di testimonia di Acquarapi, il presidente del CONI Veneto Gianfranco Bardelle, il vicepresidente del CONI Veneto Enrico Boni, il delegato del CONI Padova Flaviano Buratto e il presidente della Fondazione Città della Speranza Stefania Fochesato. Abbiamo dei ricordi bellissimi qui, perché il primo Guinness con la Fondazione Città della Speranza l'abbiamo fatto proprio qui in queste piscine nel 2010, e quindi ricordare quei giorni che abbiamo battuto un record del mondo in piscina è veramente emozionante. Vedere oggi i bambini, i ragazzi che continuano poi a nuotare, e spesso queste iniziative vengono abbinate alla solidarietà, direi che porta avanti il percorso iniziato anni fa in nome della ricerca e del fatto che tanti bambini possono un giorno guarire, proprio perché ci sono iniziative che continuano a sostenere Città della Speranza. Spenti i riflettori sul Trofeo del Santo numero 14, la Padova Nuoto,
Ora punta a 40 anni di distanza riorganizzare i campionati assoluti italiani, un impegno fatto suo in prima persona del presidente Bardelle, grazie anche all'appoggio dell'amministrazione comunale per concretizzare questo grande evento del nuoto a Padova nel 2015.